Beh, l'ultimo ospite lo conoscete bene, Matteo Salvini. Riusciremo a tirare fuori un bel dibattito stasera. Vai, Stelli! Posso dire che però Asfaltalo! a me piacciono le persone determinate e coraggiose al di là delle idee politiche. Esatto. E io devo, a prescindere da come andrà il dibattito, che cercheremo di fare meno politicante possibile e più propositivo possibile, devo dire che ringrazio e apprezzo l'onorevole Ciauchi per essere venuto. Va bene. Allora, il responsabile federale per l'immigrazione della Lega Nord, Tony Boghi, vai Tony. Sarai tu a introdurre i lavori e mi siedo qua. Benissimo. Ragazzi, tutto per Matteo, ma sapete che quando gioco in casa mi sento veramente in famiglia. Che grandi famiglie, ragazzi. Sì. Caro segretario, onorevoli, illustri ospiti tutti, un affettuoso benvenuto in questo grande evento Bergen Meeting sul tema immigrazione. Un tema assai complesso e in questo momento veramente difficile. Il confronto politico pacifico è la fonte e lo spirito della verità concreta, lo stesso spirito con il quale è stato organizzato questo evento. Quindi un sentito gratitudine al nostro segretario provinciale Belotti. Il bisogno di approfondire e capire la politica immigratoria della Lega Nord è importante. Una politica fondamentale nel rispetto della giustizia sociale e nella persona, non il rispetto per un popolo. Non possiamo parlare dell'immigrazione senza tener conto del confine invisibile, ossia la demolizione della barriera, del razzismo, dell'intolleranza e dell'egoismo di entrambe le parti, fino a che rimarrà chiaro e visibile l'unico vero confine che esiste tra gli uomini, l'onestà. Ebbene, la vera sfida del nostro impegno politico è proprio quella di arrivare ad eliminare l'odiosa visione vaga dei disonesti, dato che l'unica cosa che ha senso è dire che, in particolare, che ci sono delle persone che rispettano le leggi e altre che le infrangono. La Lega Nord sarà sempre a fianco di coloro che rispettano la legge. Che solo attraverso lo sviluppo del rispetto delle leggi e dell'onestà si potrà raggiungere un modello di vera integrazione che abbiamo in mente noi della Lega. Un'integrazione, insomma, che sia e che venga percepita dalla popolazione come una delle tante risorse di questo paese, la legalità. Quindi è ora di finire di parlare dei diritti degli immigrati dimenticando i doveri. Comunicando così il messaggio che immigrato regolare e irregolare appartengono alla stessa categoria di interesse. Assolutamente no. Ebbene, oggi è il momento di dire di sì a coloro che rispettano le leggi italiane e di dire di no a coloro che non la rispettano.
È l'ora di ripristinare l'ordine con una credibile e giusta politica migratoria degna di un paese civile. Dobbiamo ricordare che un intervento sociale deve sempre legarsi all'assunzione della responsabilità e di specifici doveri da parte della categoria beneficiaria, poiché solo in questo modo gli individui che si assumono il pieno impegno e che tale intervento dia frutto auspicati, e questo impegno è la garanzia di un buon esito di qualsiasi iniziativa. Quindi è bene che il tema dell'immigrazione sia distinto tra di loro: l'immigrazione regolare e l'immigrazione irregolare, i cosiddetti clandestini. Su ognuna di queste distinzioni si deve intervenire in modo diverso e giusto alle mutate esigenze sociali di questo paese. Immigrazione regolare, da un punto di vista, l'immigrazione controllata e regolare può essere, ripete, può essere considerata come una potenziale risorsa e opportunità per il paese ospitante, ma diventa difficile in questo momento in cui esiste un livello di disoccupazione elevato anche tra gli stessi immigrati regolari. Poi sull'immigrazione irregolare invece, accanto ad una nuova normativa, sono necessarie anche interventi più efficaci per contrastare la tratta degli esseri umani e la falsa solidarietà dei buonisti oltre che affaristi. Dietro l'accoglienza indiscriminata è predicata da questa sinistra, poiché è evidente ormai che è di questo che si tratta, la quale lucra e incentiva l'immigrazione clandestina, quale la causa e le conseguenze dei fenomeni sociali più problematici e controversi, particolarmente in mancanza di norme di controllo dei flussi migratori all'ingresso di ogni paese. Quindi è un potenziale pericolo. Basta con l'operazione Mare Nostrum, ribattezzata in seguito Triton. Basta! Strumento di legittimazione dell'immigrazione clandestina che mette a rischio l'integrità e la sicurezza nazionale. Per terminare, vorrei invitarvi a indovinare l'autore di questa frase. Sono necessarie misure per regolare i flussi legali, soprattutto tramite accordi con i paesi di provenienza. No, ma anche misure di controllo più severe, pur rifiutando con nettezza le questioni migrazione uguale criminalità o microcriminalità. Bisogna però anche mettere in guardia la sinistra dalla sottovalutazione dei rischi sconvolgenti di un flusso disordinato, non regolato, quantitativamente e socialmente insostenibile, di immigrati clandestini sempre più sospinti e sfruttati da clan criminali. Rifiutarsi di fronteggiare questo fenomeno sarebbe irresponsabilità demagogica, per quanto si possa, a proposito, invocare il rispetto della solidarietà o il principio dell'irresistibilità delle grandi ondate storiche. Sapete chi nel 1996 disse queste parole? È il nostro grande amato Presidente della Repubblica Napolitano, quando era il Ministro dell'Interno.
benissimo invece, benissimo, bisogna ritornare. Quindi io termino, per non rubare troppo tempo al nostro grande illustre ospiti, concludo con la mia di frase. Credo che dopo l'ultima inchiesta sulla mafia romana, che trova più redditizia la presunta assistenza dei migrati che lo spaccio di droga, è giunto il momento di toglierci per sempre quel scomodo ed ingiusto abito di razzismo che ci hanno indossato per anni. Poi che la Lega no, la Lega di Salvini non è assolutamente razzista. Basta alle leggi, basta con la condanna a morte dal tribunale mediatico italiano a chi realmente combatte l'ingiustizia. Quindi ringrazio veramente il mio segretario onorevole. Grazie. Con questo chiudo, Grazie Tony. Allora, io volevo